De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagine 17 e 18. Questa doveva essere una riunione di redazione e invece al massimo possiamo fare una partita a briscola. Cristina, si può sapere dove sono Filippo, Saverio, Camilla e Dorella? Capo, io li ho visti uscire a precipizio, ma non sono riuscita a sapere che cosa fosse successo. Possibile che questi fannulloni siano sempre occupati a divertirsi invece di pensare al lavoro? Non mi sembrava affatto che si stessero divertendo. Anzi, erano piuttosto preoccupati. Ma non ti hanno detto niente? Avevano una fretta indiavolata e Camilla, uscendo, mi ha detto che poi mi avrebbero spiegato tutto. Dovranno vedersela con me. Intanto passami le bozze del nuovo numero di Gioca e Suona. Capo, guardi qui. Cosa c'è? In questi pentagrammi mancano delle note. Cosa? Adesso capisco dove correvano tutti. Andavano a cercare le note. Ah, non sentite anche voi un rumore? È vero, e che cosa può essere? essere? Vi è dall'altra stanza. Andiamo a vedere. Qui non c'è nessuno. Eppure sono sicuro di aver sentito dei rumori. Su, ragazzi, non perdiamo tempo. Prima dobbiamo sistemare la faccenda delle note mancanti, poi penseremo ai rumori misteriosi. Note mancanti, rumori misteriosi. Vuoi vedere che c'è sotto lo zampino del nostro amico Solfagiò? Solfa o non solfa, mi piacerebbe... Capo, eccoci. Abbiamo cercato dappertutto, ma non si trovano. Che cosa non si trovano? Le note. Infatti, non si trovano. Ma non potevate avvisarmi? Volevamo trovarle prima che lei se ne accorgesse. Lei se la prende sempre come Filippo. E con chi volete che me la prenda? Ma adesso non abbiamo tempo, dobbiamo risolvere questa situazione. Pagina 19. Se non si tratta che di note mancanti, io credo che possiamo rimediare con la tastierina. Rimediare con la tastierina? In che modo? Se noi suoniamo le note scritte sul pentagramma, possiamo indovinare anche la nota rubata. Cirillo ha proprio avuto un'ottima idea. A pagina 19 ci sono dei pentagrammi con le prime note di alcune canzoncine che conoscete bene, ma in ciascuno manca una nota. Scoprite voi quale. Le 4 notine mancanti sono state disegnate a parte da Filippo, tutte insieme, e sono contrassegnate con i numeri 1, 2, 3 e 4. Ora noi vi faremo ascoltare i motivi delle canzoncine e quando avrete capito qual è la nota mancante, la dovrete disegnare nella casella colorata nel pentagramma, naturalmente al posto giusto. La canzone numero 1 è la sigla di Gioca e Suona. La canzone numero 2 è Fra Martino. La canzone numero 3 è Cucaburra. La canzone numero 4 e C'era un re. Ora, Cirillo, prova a mettere la nota mancante e provate anche voi, bambini. Facile! Nella sigla di Gioca e Suona manca un La.
cioè la nota numero 3. In Fra Martino manca un Mi, cioè la nota numero 4. In Cucaburra manca un Sol, la nota numero 2. In C'era un re manca un Re, la nota numero 1. Devo dire che sei stato bravissimo. Pagine 20 e 21. L'idea di introdurre nella redazione di Gioca e Suona la mia squadra di guastatori è stata formidabile. Mi piacerebbe proprio vedere la faccia di quel vecchio gatto spelacchiato. Le azioni di disturbo del mio reparto guastatori saranno molto efficaci e prima che riescano a scoprirli ne vedranno delle belle. È un gruppo assolutamente imprendibile quello formato da Billy il Mangianote, Rocky lo Scambiacrome, Jerry il Rompipenta e Ronny il Deviatore. Ma dove si è cacciata Camilla? Anche lei sta cercando le note rubate. Abbiamo trovato le note anche grazie a Cirillo, ma non abbiamo ancora risolto il mistero della loro sparizione. Ragazzi, tenete gli occhi ben aperti. Qui in redazione stanno succedendo cose strane. E questo? Filippo! Non lo sapevo. Che cosa c'è, capo? Ti sembra possibile che io possa pubblicare una cosa del genere? Capo, non capisco, sono dei pentagrammi. Non deve prendersela con me. Io faccio solo disegni. Già, sì. Ma dov'è Camilla? Faccia vedere, capo. Ecco, guarda qui. Ci sono delle note sbagliate. Dove andremo a finire di questo passo? Cristina, vedi un po' tu che cosa si può fare. Qui non si capisce più niente. Da una parte mancano delle note, dall'altra le note ci sono ma sono sbagliate. Qui c'è qualcuno che vuole mandarmi in rovina. Dia qui, capo, ci pensiamo noi. Sei pronto, Cirillo? Prontissimo! Allora, vediamo di risolvere anche questo secondo mistero. A pagina 21 ci sono i pentagrammi di 3 canzoncine, ma attenzione, sono stati disegnati 2 pentagrammi per ogni canzoncina e soltanto uno è quello giusto. Cirillo, prova a suonarlo sulla tastierina seguendo le note e scoprirai qual è quello giusto e qual è quello con le note sbagliate. Poi fai un segno nella casella corrispondente sotto il pentagramma, chiaro? Chiaro, ma difficile. Ma no, basta fare tutto con molta calma.
Hai finito, Cirillo? Sì, secondo me nella prima canzoncina, che era la sigla di Gioca e Suona, il pentagramma giusto era il secondo, quello con la lettera B. Anche nella seconda canzoncina, che era Aloha, era giusto il secondo, mentre nella terza, Cuca Burra, era giusto il primo, quello con la lettera A. Benissimo, Cirillo. Hai visto che non era poi così difficile? Eccomi ragazzi, avete trovato qualcosa? Finalmente. E Camilla? Non so dove sia, ci siamo divise e non l'ho più vista. Ragazzi, incomincio ad essere preoccupata per l'assenza di Camilla. Non vorrei che le fosse successo qualcosa. Pagine 22 e 23. Ma Cirillo, proprio adesso. Dai, Cristina, mi sembra di essermela meritata. E va bene, ma poi tutti al lavoro. Ho paura che i nostri problemi non siano finiti qui. Viviamo, mangiamo, ridiamo, corriamo per quanto tu ti cerchi, non ci vedi mai. Udiamo, chiudiamo, tocchiamo, guardiamo con il cappello in testa, il coro noi cantiamo. Chiama giumbi, 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 chiama giumbi, 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 chiama giumbi, 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 chiama giumbi, 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 chiama giumbi, 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 chiama giumbi, 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 giumbi. Oh, oh! Cantiamo, sciappiamo, baciamo, beviamo, lavoriamo tutta la notte, all'alba ci fermiamo. Bravissimo, Cirillo. Adesso suoniamo con la nostra tastierina. Ai che ritmo! Come un fulmine, che un fulmine corriamo. Cristina, guarda! Sorella è svenuta! Aiutatemi, ragazzi. Mettiamola su una sedia. Filippo, prendi i sali. Ecco il sale. E cosa me ne faccio? Non lo so, me l'hai chiesto tu. Ho detto i sali nell'armadietto dei medicinali, presto. Vado subito. Scusate ragazzi, ma la vista di quei mostriciattoli è stato più forte di me. Ci sono sfuggiti. Ragazzi, sono rovinato. Guardate, guardate, non si capisce più niente. Guardate. Oh, che disastro. È svenuta di nuovo. Eccoti, sali.
Pagine 24 e 25. E vedete, bambini, che disastro! A pagina 24 e 25 c'è la più grande confusione che si possa immaginare. Pentagrammi divisi a metà, pentagrammi storti, sembrano dei labirinti. E tutto questo grazie a quei mostriciattoli che sono sicura Solfaggiò ha introdotto nella nostra redazione e che sono anche riusciti a fuggire. Bene, vuole la lotta, eh? Avrà quello che si merita. Ho appena telefonato a Perry Smith, il più gran segugio della città, un vero asso. Se non riesce a risolvere questo problema, mi dimetto. Papà, Cristina, perché non proviamo a rimettere le cose a posto? Siamo già riusciti con le note rubate e con le note scambiate. Forse possiamo rimediare anche ora e salvare questo numero di Joe che suona. Ma Cirillo, non vedi che disastro? Non si capisce nulla. Ma questo è un rompicapo. Ve lo do io il rompicapo. Cercate piuttosto di rimediare a questo a questo disastro. Sì, ma almeno proviamo. E va bene, proviamo. Ecco, vedo che si tratta di una canzoncina che conosciamo già, Fra Martino. Bisogna partire dalla chiave di Sol e suonare le note facendo bene attenzione a seguire il pentagramma giusto. Se prendete quello sbagliato, ve ne accorgete subito perché è pieno di note scambiate o rubate. Se avrete seguito il pentagramma giusto, arriverete... Aspetta, non dirlo. E bambini, quando sarete arrivati, se volete sapere qual era il percorso giusto, potrete controllare la soluzione a pagina 32. Pagine 26 e 27. Che cosa succede? Vi vedo agitatissimi. Ah, maestro, siamo nei guai. Guardi come sono ridotti i nostri pentagrammi. E fatemi vedere. Ah, capisco. Dovete sapere che nei conservatori di musica, nelle biblioteche, nei teatri lirici e dovunque si fa musica, vivono degli esseri stranissimi. Sono imprendibili e difficilissimi da estirpare. Ci sono i mangianote e gli scambiacrome, i deviatori, i rompipenta, gli annodachiavi, gli insultare, i prendisol. Gli strozzaremi sono i più pericolosi. Va bene, ma non c'è qualche rimedio? Nessuno. Sappiamo solo come farli star buoni. E come? Come? L'unico sistema è la musica. Se a loro piace, se ne stanno buoni per un po'. Quando ascoltano, rimangono immobili, ma appena termina la musica, si rimettono all'opera, mangiano le note, scambiano le crome, deviano o rompono i pentagrammi, annodano le chiavi, insultano i re, prendono i sole e, come vi ho detto, ci sono quelli che arrivano a strozzare i re e i mi se li trovano insieme. Se la musica non è di loro gradimento, si scatenano. Bene, allora li tenga buoni per un po' con una bella canzone. Ho giusto quello che fa il caso nostro, la canzone dei 4 guastatori. Siamo in giro a notte fonda, neanche buona questa torta, quando scura prima sera facciamo fuori anche la nera, se vediamo lì da sola una chiave di violino, mentre suona la pianola la mettiamo nel taschino.
Anzi, in tutto questo trambusto ci siamo dimenticati di Camilla. È vero. Speriamo che non le sia accaduto niente. Sono Perry Sniff, il detective più pagato della città. Non bevo whisky, non fumo, non ho l'impermeabile e sono ricco sfondato. Allora lei non è un detective. E perché? Perché tutti i detective privati che si rispettano hanno l'impermeabile, fumano come turchi, sono sempre senza soldi, risolvono tutti i casi più difficili e si fanno pagare poco, anzi pochissimo. Mi dispiace per lei. Prendere o lasciare. Io bevo solo latte, succhio caramelle col buco e quando piove uso l'ombrello. E poi costo molto, moltissimo. Questo al telefono non me l'aveva detto. Non l'ho detto perché lo sanno tutti. Va bene, non vado a spese. Il caso è serio. La redazione è piena di esseri che solo a pensarci mi vengono i brividi. E Camilla, la mia migliore collaboratrice, è sparita. Perry, siamo nelle sue mani. Bene, inizierò subito le indagini. Lasciatemi fare e in 448 vi risolverò il caso. Cosa vuol dire 448? Diciamo che vuol dire 7 giorni. Pagine 28 e 29. Le interviste di Cristina. La melodica. Sono particolarmente contenta di fare questa intervista, perché la melodica è un'amica dei bambini. Sì, è vero. Amo molto i bambini. Infatti spesso mi trovo nelle loro cartelle. E questo come si spiega? Beh, io sono facile da suonare. Basta soffiare e premere un tasto. Scusami, ma oggi, trattandosi appunto di un'amica dei bambini, c'è qui Cirillo che vorrebbe fare qualche domanda. Ah, bene, sono tutta orecchi. Mi prendi in giro? No, Cirillo, volevo dire che sono pronta ad ascoltare le tue domande. Va bene. Senti, tu hai detto basta soffiare e premere un tasto. Ma è possibile che suonare sia così semplice? Beh, a dire il vero non basta soffiare e premere un tasto. Per suonare una melodia è necessario premere uno dopo l'altro i tasti giusti. E così. Ah, ma allora è come suonare la tastierina. È proprio così. Se conosci la posizione delle note sulla tua tastierina, puoi facilmente capire anche dove si trovano le note sulla mia tastiera. Gli amici di Gioca e Suona hanno imparato la posizione delle note sui tasti colorati della tastierina e sanno che il Do si trova prima dei due tasti neri e che dopo il Do c'è il Re e poi il Mi fino al Si. E sanno anche che dopo il Si c'è un altro Do e poi un altro Re e così via. Allora, se posso tenerti con me, ci divertiamo un po' insieme. Ma certo, Cirillo. Pagine 30 e 31. Il teatrino di Gioca e Suona. Una notte sul Monte Calvo. Con questi strani personaggi in giro per la redazione, oggi mi sento un po' a disagio.
Se poi vi dico cosa si sta preparando dietro al sipario, beh, ragazzi, oggi prima di dire sipario preferisco scendere in mezzo a voi in platea. Sipario! È la notte del 24 giugno, la notte di San Giovanni, e sul Monte Calvo, da non confondere con Monte Carlo, che è un posto molto più accogliente, sul Monte Calvo, che è come dire pelato, si danno convegno tutti gli spiriti maligni, le streghe, gli orchi, i satanassi e tutti gli esseri più spaventosi che voi possiate immaginare. Ascoltate. Non arrivano tutti insieme. Come si conviene ad una festa ben organizzata, l'arrivo è regolato da un servizio d'ordine molto efficiente. Prima arrivano i diavoletti, poi gli orchi e i maghi cattivi, poi arrivano i troll, ve li ricordate? E poi le diavolesse, le streghe con le inseparabili scope, e poi tanti esseri non classificabili a causa della loro bruttezza. I migliori sono i fantasmi, quelli almeno non si vedono. Sì, lo so, lo spettacolo non è piacevole, ma per ora ascoltiamo cosa combinano. Con l'alba e al suono delle campane arrivano esseri bellissimi, angelici, e con loro tutte le vostre fatine con i capelli turchini e gli occhi blu, e mettono in fuga tutti i mostri che si erano dati convegno sul Monte Calvo la notte di San Giovanni.
Poverini, dovranno aspettare un anno per ritrovarsi. Il prossimo 24 giugno, la notte di San Giovanni, sul Monte Calvo. Pagina 32. Tutte a me devono capitare. Questo Perry sarà anche bravo, ma il suo modo di lavorare non mi convince. E per giunta costa un capitale. Uscendo mi ha detto: ci vediamo. Ma dove si sarà cacciato?